Bella raga, ciao a tutti, dal Comendone Veneziano, Mondiali Impossibili. Per questo mondiale andiamo con una squadra che può vincere il mondiale, la squadra considerata la regina senza corona. Stiamo parlando ehm, degli Orange, con l'aggiunta di solo una leggenda. Chiaramente non è né Van Basten né Gullit né Rijkaard, perché può essere, diciamo, scontato, ma mettiamo Van de Man Ruud Van Nistelrooy. E quindi ragazzi abbiamo la squadra più forte finora, cioè, usata, però è la regina senza corona, non ha mai vinto un mondiale, ha perso ben 3 finali. Nel 74 in Germania con il profeta del gol Cruyff, nel 78 in Argentina, nel 74 in Germania contro la Germania, nel 78 in Argentina contro l'Argentina e nel 2010 in Sudafrica contro la Spagna. Olanda-Malta, beh, diciamo che l'inizio non è proprio male. Info competizione, fase a gironi, gruppo A, Portogallo, Kazakistan, Oman, Brasile. Penso che Portogallo e Brasile domineranno il girone. Nel B, Svizzera, Liechtenstein, Ghana, Ecuador. Benissimo, no, ma alla grande. Liechtenstein vincerà il mondiale, me lo sento. Nel C, Norvegia, Montenegro, Iraq e Bolivia. Nel D, Olanda, Malta, Congo, la Colombia lo becchiamo sempre, ma Congo e Malta non spaventano la compagine olandesi, i tulipani. Nelle Albania, San Marino, Nigeria, Trinidad e Tobago. Inghilterra, Moldavia, Bahrain e Honduras. Nel G, Georgia, Cipro, Togo, Messico. Nell'H, Turchia, Macedonia, Cambogia e Argentina. Mondiale, insomma, con buone squadre, ma non impossibile. Tra le chicche ho messo anche le maglie mie preferite dell'Olanda, che c'ho anche nella realtà, del 2004, di Euro 2004. Andiamo a vederle, metteremo queste. Per la prima andiamo con, cioè, guardatele ragazzi, sono qualcosa di micidiale. E questa è la seconda. Cioè, sono veramente bellissime ragazzi, cioè, sono qualcosa di epicus. Boh, andiamo, vai. Vediamo lo schema di gioco. Con l'Olanda, possibilità di vincerne ne abbiamo, la squadra di ritenere questa, l'ho già vista, per il momento teniamo la titolare. E potremo fare veramente grandi e grandi cose. Vabbè, diciamo che possiamo fare tranquillamente 6 punti, però abbiamo visto come il primo posto sia fondamentale per... abbiamo visto con la Norvegia purtroppo. Ok raga, andiamo verso la gloria. Benvenuti alla prima partita del più grande show calcistico per nazioni. Il torneo per eccellenza. Quello per cui Ecco si fantastica Virgilio, nei campetti blu Virgilio e neri. Vancazzo, me lo godo. Finalmente ci siamo. L'entusiasmo del pubblico qui allo stadio è palpabile. Non potrebbe essere altrimenti. Eccola qua Stiamo l'Olanda. assistendo al match di esordio più atteso degli ultimi 4 anni. Possiamo solo immaginare C'è l'emozione dei tensione. giocatori in questo momento. C'è per la possibilità di mettere ste maglie, qualcosa di meraviglioso. Eccolo qua, Rud. Dimensioni impressionanti e il pubblico si alza in piedi per rispetto all'inno Andiamo olandese. raga, inizia mondiale impossibile Sono con una pochi squadra che può minuti dal vincerlo, fischio anche se non l'ha d'arrivo mai e si vinto, la inizierà regina ufficialmente il senza torneo corona. e da oggi tutti sono a caccia dei tre punti. Olanda, Malta, voglio Questi subito direi, la spettacolo, competizione è così feroce Guarda che che no, basta questa una maglia è scheggia e una qualcosa di bastonata per epico però, complicarsi la vita. Sarà un inizio cauto in tutte e due le metà Niente da campo, fare. ma arriverà anche Subito il momento fermato in cui Van l'agonismo Nistelrooy. prenderà il sopravvento. Ho sempre sognato di vederlo al Milan Allungata con trattativa Sheva, di un sogno base. purtroppo mai realizzato. Rud! Rud! Ed è subito Van de Ven! Rud! Van Nistelrooy! Però dopo questa partita sistemo un attimo il nome del giocatore, perché lo vedo che va fuori dalle linee e non mi piace. Quindi dopo questa partita taglierò un attimo il Buona video prendita perché non pace, mi un piace ottimo inizio. assolutamente questa cosa che ho notato. La gioca in profondità. Sui nomi lunghi c'è questo piccolo problema. Promes filtra la palla in profondità. Mamma mia Rud. Subito Rud, Van Anolt. Lungo passaggio in avanti. Però non dobbiamo far come con l'Ucraina, pensare di aver già vinto un mondiale che abbiamo visto contro Pallone le sta squadre facendo scarse, abbiamo girare bene. dominato e Sarà in poi attesa abbiamo dell'occasione fallito giusta per miseramente in cogliere il finale, per sorpresa carità, però dell'avversario. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. attenzione Wijnaldum. Wijnaldum, Giorgino Wijnaldum, ma offside. Non mi sembrava fuori Posizione gioco però. irregolare però. Vabbè, sono rimasto un po' perplesso. La 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 Esterno la difensore la a la calcio la d'angolo. la la, sotto che la buona difesa De Ligt e
Virgilio. Ottimo. Depay. Memphis. Memphis vede Ruud. Ruud de Van de Ven. Ruud Van Nistelrooy. Torna solo a spingere E sono due, doppietta di Ruud. Ma siamo con una squadra veramente modesta. Molto meglio. segna quindi la seconda rete in questa competizione. De Jong. De Jong. Mamma mia, Olanda fantasmagorica. Che parata, certo al Almeno ci divertiamo contro le squadre scarse, non ci sarà da soffrire. Ma il portiere Memphis. si è inserito in un intervento da manuale. De Jong. Mamma mia, ma ragazzi, Malta è qualcosa di imbarazzante, la eh? situazione con una giocata in avanti. Giorgino Wijnaldum. Van Aanholt. Prova il missile. Fuori, cioè, respinta dalla difesa. Buonissima Olanda. Pallone lungo in verticale. Wijnaldum. Per De Jong. Vai Francuzzo. Ruud. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è Benissimo. stato difficile per Vai De Jong. Ok. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Buonissimo. Vai Quincy. Se ne va. Promise. Promise. Ruud Promise. Depay, bellissimo per Kevinaccio. Kevinaccio, mamma mia. Olanda Passo giusto e allontana. contro Malta però. Ruud fuori gioco. Offside. Peccato Offside massimo del guardalinee. del talentissimo del Man Red del Manchester United. Il portiere la spedisce su. Sono finiti i primi Finisce la prima frazione, la doppietta di Ruud. Guarda che maglia, ragazzi. Ma dico, ma la più bella maglia dell'Olanda insieme ovviamente alla super e devastante maglia che però non ho messo perché non aveva senso con questi giocatori, magari col trio olandese sì. La maglia dell'88, la maglia 88 dell'Olanda è un orgasmo puro per chiunque. di questa prima frazione. Altro che le ciofeche di adesso, Si mamma mia. ricomincia. Attenzione Ruud, Ci mette perde il palla, fisico e conquista il recupera la pallone. meravigliosa compagine maltese, perché è un po' corto maltese. Palla lunga Vai a raga, cercare spero dopo il questo reparto paneggio offensivo. meritiamo la sconfitta per 10-2 contro Malta. È stato provvidenziale. Occhio. Prova con la palla lunga. Attenzione, non ci credo. Non ci credo, beffati da Malta, gol di Malta, 2-1. Rimarrà nella storia questo gol di Malta, ma zio Questi Ken. giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcatura Che bello. e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Proprio strepitoso. Per la differenza reti non va neanche bene, onestamente. Attenzione, Promes. Stiamo attenti perché se pareggiamo con Malta giuro che me ne vado, finisco i mondiali impossibili. Promes. Van Gol. Ah, peccato. Dopo l'1-0 siamo veramente seduti, eh? Spinge cedendo il pallone lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Stiamo attenti, raga, stiamo attenti. Partiranno con una rimessa laterale. Ok. E sarà rimessa con le mani. Occhio, ragazzi. Riceve in aria. Numero. Guarda. Mamma mia. È proprio questo che devono fare. Devono Bravi. insistere. Però sono un po' deluso, adesso proviamo dei giocatori. Guarda che roba, che passaggio. Allora proviamo. Togliamo Giorgino e mettiamo Deron. Poi mettiamo Atebur. Qua. E Bergwijn, dai.
Vede una difesa cauta. Ragazzi, C'ha anche qualche ma metro. cioè io che... Perché questa marcatura leggera, secondo voi? Mamma Non mia. attaccare troppo la palla ed evitare di farsi Gleason superare in recupera, velocità con ma tocchi malissimo, filtranti. malissimo sta seconda frazione. Strootman, Strootman. roba nostra, roba nostra, Ed roba ecco nostra. un'altra rimessa laterale. Ottimo intervento. Rude nel secondo Ha visto tempo il non pensiero pervenuto. ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Sceglie il lancio lungo. Vediamo Non se molto lancia incoraggiante questa questo secondo tempo. Oh fioi. Ragazzi, rischiamo veramente di prendere il gol, Kevinone. palla in profondità per il compagno. Van Gol non riesce a Allontana con forza. recuperare. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. La bellezza, questo salvataggio. Molto speciale, Dopo sprechiamo tutto così. ripeto, marcatura a uomo. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei Atevor. marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. L'azione si stava Mamma facendo mia ragazzi, pericolosa, secondo ha preso tempo bene veramente e si è messo in mezzo. complicato. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. 88esimo, stiamo rischiando tantissimo. Ottima giocata. Scodere Portiere, roba tua. Meno male. fa sua. Ma veramente c'era molta polemica ad Amsterdam per E questa l'arbitro dice che può bastare. vittoria Inizia di in misura. migliori modi. Una vittoria Delusione totale, totale. perfetto per inaugurare una competizione. Altro che calcio Tu totale. cosa ne pensi della partita, Luca? Vincere Male, questa partita male, è male. fondamentale per avere Veramente delusione. La Colombia ovviamente batte il Congo, però no good. Salviamo un attimo e ci ribecchiamo tra pochissimo per andare avanti. Devo un attimo sistemare due cosette sulla maglia dell'Olanda. Ok ragazzi, siamo contro il Congo. E oggi proviamo la seconda. Penso di aver risolto, vediamo, ho messo le dimensioni minime praticamente. Vediamo schema di gioco. Wijnaldum un po' così. Mettiamo Deron, però De Ligt mettiamo Ake. Sono un po' deluso, però veramente dal 2-1 così striminzito. Insomma, con Malta mi aspettavo un 4-5-0 che non è arrivato. Vediamo col Congo. Dobbiamo vincere per chiudere la pratica e poi giocarci il primo posto contro la sempre viva Colombia, che la becchiamo ogni anno, incredibile. La becchiamo sempre, ragazzi. Ok raga, andiamo. La mente dei calciatori che scendono in campo quest'oggi è occupata da un unico Andiamo. pensiero: assicurarsi il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Depay. Hanno il destino nelle loro mani. Ottenendo 3 punti andranno avanti. In caso contrario il loro viaggio potrebbe fermarsi qui. Bravissimo, La concentrazione che... ai massimi livelli. Vai, Promes. Promes! Subito tiro micidiale del buon Promes. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Depay. Forse nemmeno i suoi compagni. Per Van Gol. Invece in realtà non arriva nessuno. Tutta l'area da parte a parte. Cerchiamo di chiudere la pratica, raga. Può far salire i compagni. Buchissimo. C'è Virgilio. C'è Virgilio. Considerato già il difensore della Premier League più forte della storia. La mette sulla sinistra. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Forse un po' prematuro, però Lungo pallone in avanti. sicuramente non è tra i peggiori, ecco, questo lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Virgil van Dijk Bravo. riconquista la palla. Strootman. Cerca l'uomo là davanti. Eccolo qua Van Gol. Prova Non ha la velocità di Sheva, ma in aria è un cecchino infallibile. numero. Depay. Cross di Depay. C'è il colpo di testa. Rude di testa, non era facile. Non è riuscito a mettere Recupera il portiere congolese. Mafombi, considerato il nuovo Buffon. La difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con A che? tanta facilità. Gioca una palla lunga. Vai Rude. Strootman. Bellissimo. Per Memphis. Memphis la regala al portierone congolese. Ancora Virgilio che perde un contrasto aereo, cioè mi sembra alquanto bizzarra la cosa.
Un'Olanda che non mi sta convincendo per il momento. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. De Roon, molto A questo solido, punto speriamo di solo cominciare più lenti e finire alla grande. Promise. Promise. Buono Promise per Memphis. Memphis. Depay. 1-0 Netherland. Molto bravo. Passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi Dai lo ragazzi, riceve dobbiamo portare si il primo muove mondiale in normalmente. Olanda. Lo pretendo. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Pappero, Le lero, motivazioni lero, fanno la, la, sempre la lero, differenza lero, e questa lero. squadra ci ha appena dimostrato di essere estremamente determinata. L'extremadura, fioi. La mette in avanti. Promes. Mamma mia che azione sublime. Evan Gol non può sbagliare. 1-2 micidiale dell'Olanda. Sono scappati via. Guardatelo, guardatelo Rud. Col nome perfetto. 2-0. Situazioni come queste Forse che chiusa la esaltano il pratica valore dei pari veri congolese. sono passati Rud bellissimo, per 1-2 micidiale. conclusione vincente in pochi Passaggio secondi, filtrante con il perfetto. risultato che abbiamo visto. E Rud a giro non può sbagliare il talentissimo olandese. 2-0 dunque. Adesso vediamo di fare di divertirci adesso, magari, speriamo. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Deron, attenzione non c'è più il Congo. Molto più forte Malta a questo punto. Promes. C'è il cross. Rud ha provato una cosa un po' impossibile, era troppo. In area di rigore. Ha crossato proprio L'ha proprio male messo questa malissimo per situazione. tentare una rove. Kevinone. Memphis Depay. Depay si invola. Autore del primo gol. Depay. Rud! Peccato, avremmo tanto il gol di testa di Rud. Conclusione non va a sì. Arbitro che 2-0 primo tempo, partita già in cassaforte. squadre che stanno Ma stiamo attenti, anche contro Malta abbiamo rischiato. Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con 2 gol in una manciata di minuti. Adesso hanno un vantaggio comodo da difendere nel secondo tempo. 2-0 il risultato di questo primo Lotteremo tempo. fino alla C'è morte. stata una superiorità Ecco, evidente. erroraccio. Si riprende con il secondo Vediamo se riusciamo a far male anche in questo secondo tempo, sono proprio curioso. Deron. gli stessi uomini del primo tempo. De Roon di forza. Derun. Van Nistelrooy. Tocco morbido. Buono per Depay. Depay. Memphis. Cross di Depay. Memphis! Mamma che bella Promise di mezza rove. Davvero Solo corner, solo corner. l'occasione che si Ma stiamo poteva giocando un buon calcio. Chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si Ecco, può questo è un lasciare cross degno di non nota. Mamma mia che brutto. Mamma che brutto. attraversa l'area senza esito. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. 2-0, buono però. Dai fiori, dai. Cerchiamo di fare anche il Lungo terzo. passaggio in avanti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Non una gran cosa. Palla recuperata. Fallo, nessun Dai, dubbio. questo fallo non l'ho ben capito, però alla fine sono loro che comandano. Colpisce la barriera. Non è mica sempre Natale. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Occhio però. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Da lì può segnare. E ragazzi, Virgilio da solo comunque fa tutto. Occasione per il Può contropiede. far tutto Virgilio. Depay prova a spingere Vai sulla Memphis. corsia di destra. Memphis si invola verso la gloria. Ecco, verso Planin. Che cazzo c'è scritto? L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina per Che bello, utilizzare che la bello. formazione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le Palla carte. lunga a cercare il compagno in avanti. Ok. Mi sembra che abbiano Rud. deciso di non forzare il pressing. Tiella, per non spaventare. bravissimo. Dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando Strootman. a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tecnica. Un po' di confusione. Non vogliono farsi Ma superare con Kevin giocate prova il di cross. addirittura nel L'olandesone la sbaglia. Aveva tanti Dai, compagni diamo all'interno un po' di dell'area riposo rigore anche a che Rud. potevano sfruttare il suo cross. Mettiamo Non è stato Bubble, lo preciso. proviamo, il piccolo Bubble. Mamma mia che giocatore. Anche così, vai.
Adesso vediamo il grande Van de Beek. Non gioco col trequartista purtroppo, perché lui è più trequartista. Vediamo un po' di riposo a Depay. Mettiamo Bergwijn di qua, chi se ne fotte. Deve andare in riposo in questo momento, questo è l'importante. Tanto insomma la qualificazione è blindata. Si fa largo con grande determinazione. Guarda che roba! Riceve in ottima posizione. Ottimo Virgilio. La gioca in profondità. Opportunità di ripartire. Bell'intervento qua. Intervento duro ma corretto. Ok, me ne facciamo i cambi perché sennò. Brutto segno, non sembra poter tenere il ritmo. Piccolo infortunio per Deron. Sì, mi è sembrata una fitta improvvisa, speriamo non sia niente di grave. Continua a giocare, il suo spirito da combattente alla meglio. Ha dato un po' di riposo anche a Rud, che ci vuole. Prova ad andare. No! Splendido. Mamma cosa ha preso il portiere, ma ragazzi, ma perché facciamo 2 gol al primo tempo e poi nel secondo dormiamo? Hanno l'impressione di tornare in partita, la loro delusione è comprensibile. E non trova Qua nessuno di nessuno. testa, è vietato andare di testa forse. Occhio a cross. Prova a metterci il piede. Può metterla in mezzo. Ok. Il Ottimo. Vai piano Babel. ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi Ok, per buono il questo fischio contropiede. Vai Promes che però è morto, è finale. morto. Avanti, verso il compagno. E trova Promes è bene veramente il compagno. distrutto e si vede. Bergwijn. Attenzione, ai ai ai, cade malissimo Deron. È tutto. L'arbitro dice che Siamo passati ma problemi, infortuni in casa Olanda. questa vittoria passano alla fase eliminazione. Ok, non ci basta un punto, dobbiamo per forza vincere se vogliamo la prima posizione. Ok, vediamo contro una squadra più forte cosa combiniamo. Vai. Schema di gioco, dobbiamo tenere i titolari ovviamente, però blind no, magari. Mamma mia, abbiamo De Jong, 6 giorni, una settimana Deron. Mamma mia, crisi nera. Abbiamo però Van de Beek, lo voglio mettere, anche se insomma non è proprio il suo ruolo, ci può stare benissimo. 2 morti in casa Olanda, bene, no, oh. Vai. Perché ricordatelo ragazzi, combatteremo fino alla morte. Na, 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 na. Ok. Oh, siamo nella strada del Colo Colo, adesso più Signore e tranquillo. signori, silenzio e attenzione. Seduti. Si alza. Dovrei anche installare gli stadi che Un caloroso benvenuto hanno avuto dei problemi nella passata nella patch dell'anno scorso, inserire gli stadi, vediamo. Possiamo contare sulla presenza di talenti notevoli. Che ho bisogno di più stadi sinceramente. Van Aanholt, bravissimo Van Aanholt, mamma mia, giocatore più veloce dell'Olanda. Potevo mettere anche Mark Overmars, ma voglio mettere solo una leggenda per non avere una squadra troppo forte. Sinceramente Rud, può far tutto Rud, peccato. Van Aanholt, parata di parata del dolce os. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Virgilio. Il dinamico Wijnaldum, un giocatore che non mi pare abbia mai avuto un ruolo fisso in campo. Di Atebor. solito lo vediamo partire da centrocampo. Sarebbe importante far 9 punti e vincere contro la Colombia, squadra sicuramente più attrezzata di Malta e fare incursioni in area e provare la conclusione. ritorneremo anche con le squadre più scarse, ragazzi, assolutamente le proveremo praticamente tutte, quindi perché ho voglia di fare un'Olanda e comunque l'Olanda non avendo mai vinto i mondiali sarebbe bello portarla a vincere. Finora dobbiamo ancora vincere un mondiale. Siamo andati vicinissimi con l'Ucraina, sconfitta in finale contro la France. Rud prova la spondona,
Ma non allontana va. con forza. Virgilio. Van Aanholt. Questa è una buona azione olandese. Può colpire. Un tiro La sua che lascia conclusione manca abbastanza a rispetto alla desiderare. porta. Virgil van Dijk e conquista la palla. Ok. Dai, Il però, punteggio Fioi. iniziale è immutato. 0-0. Sveglia. Arias. La Colombia non riesce a trovare La varchi, Colombia. nonostante il possesso prolungato. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ok. Rud. Niente da Grande fare. intervento, vale come un gol. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà Ok. un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Buono. Troppi giocatori Non stiamo in area. giocando male. C'era abbastanza spazio per Van de tirare. Beek. L'avversario ha avuto la meglio. Juan No, Quintero. bueno. Purtroppo ci manca De Jong, che è un giocatore fondamentale. Scatta verso il pallone. Bel gesto tecnico. Arriva il cross di Attenzione di testa. Fuori di poco. Colpo di testa da minuti. Primo rischio per la compagine olandese. Niente da fare. Questa azione mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. 0-0, vai. Va bene. Nessuna Va delle due bene. squadre riuscirà a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara. Partita da 0-0 per il momento, sono sincero. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo Tanto ci il possa sole sta regalare calando. emozioni e gol, e che così il risultato si sblocchi. Stiamo giocando nel tardo pomeriggio, mi sembra. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Niente, Rude è un po'... L'Olanda Un po' ha isolato. fatto meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Dai, però... Juan Quintero. Ecco Zapata. Ci mette Niente. il fisico e conquista il pallone. Quadrado. Quadrado. Ha spazio sulla fascia. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del Fallo. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Entra il Falco Falcao, lo ricordiamo, in un PES 13 con Veneziano, veramente una delle serie più incredibili del canale. Mamma mia, che Deve roba. fare molta attenzione. Che bello. Un altro mondo, un'altra YouTube. Falcao. Bruttissimo. Gran gol della Colombia. Pazzesco. Cuellar. Aveva un effetto pazzesco. Semplicemente fantastico. O Cuellar. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile. È un po' Con la deluso. cercata e la messa Sto a posto cercando in dopo tutti le i gol. modi il pallone Grandissima esecuzione. di Corea, Giappone 2002, Fevernova, che però non riesco a trovarlo, mi piacerebbe tanto scaricarlo. Male, non capisco veramente il perché con le squadre più forti, cioè, finora la miglior stagione veramente con l'Ucraina, il miglior mondiale. Lotta. Dai cazzo, sveglia però. Niente, Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. proprio non ci siamo. Ma già dalla prima partita che comunque sta Olanda non mi sta convincendo, L'appoggio sulla fascia. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Vai Atebur. Wijnaldum. Promes. Dai però, mamma mia, che cioccolatai. Ecco, grande Atebur per Rud vuole il pareggio. Che cazzo mi ha preso? E hanno fallito
che cazzo mi ha preso Una Spina? parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento. Non siamo neanche fortunati però, Cerca il tiro. Ancora murato. Van de Beek fuori, ma che spoccio però, mamma mia. Per non dire qualcos'altro. Lui che non se ne debba pentire. Palla che filtra per Falcao. Boh, Ottima arca pressione miseria. sua. Palla recuperata. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Meritavamo almeno il pareggio, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol. Adesso rischiamo anche di prendere il 2-0. Conclusione. Eccolo là, su punizione, 1 su 3 va in gol. Va bene. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. E ha sfruttato la grande questa occasione. Solito mondiale, vinciamo le prime due, perdiamo la terza, quella più forte. Speriamo non sia un brutto presagio per uscire ancora agli ottavi, perché sennò veramente giochiamo a Giulia che passione. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Già, un divario importante, probabilmente a questo Grossa punto delusione dopo però, sono sincero, mi aspettavo di meglio. Juan Quintero. Speriamo di avere un po' di fortuna nei sorteggi adesso, Palla recuperata. di trovare la miglior forma. Vinciamo, se perdiamo 2-0, ma passiamo il turno. Ma alla fine non sono riusciti a portare a casa il risultato. E questo è il calcio. Per giocare meglio o peggio. Ok. Vediamo chi affrontiamo adesso. Attenzione incredibile, proprio la Norvegia di Haaland, Holland, Eland che avevamo diciamo usato nel scorso mondiale. Il calcio è strano. Allora abbiamo Portogallo, Ecuador, Norvegia, Olanda, Nigeria, Bahrain, Messico, Turchia, ecco. Diciamo che se battiamo la Norvegia, il Portogallo è l'unica vera avversaria difficile della mia parte, altra parte Svizzera, Brasile, Colombia, Bolivia, Inghilterra, Trinidad e Tobago, e Argentina, Cipro. Molto più difficile il tabellone destro, è chiaro che sì, la Norvegia è una buona squadra, il Portogallo, l'abbiamo sempre perso col Portogallo, quindi non sarà semplice, però secondo me abbiamo qualche chance di far bene. Cioè, comunque non è impossibile la Norvegia, e il Portogallo comunque tra le big è sicuramente la meno forte, a parte il Cristiano Ronaldo. Vrud è messo bene, Maghero sta dominando per il momento la scena. Qua abbiamo Promise con 3 assist e Jonah Henderson con 3. Molto bene, raga, un saluto da Ocumendò. Ve ne siamo. Ciao!